Calci, pugni, schiaffi alla compagna e il tentativo di strangolarla con una cintura. Arrestato a Canareggio un 52enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'arresto arriva dopo ripetute vessazioni, minacce e violenze fisiche e verbali dell'uomo nei confronti della donna. Il 52enne avrebbe infatti assunto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e minacciosi, picchiandola in più occasioni. L'episodio che ha portato l'uomo dietro le sbarre risale solo a pochi giorni fa, quando dopo una serata in centro storico i due avrebbero cominciato a litigare per futili motivi. Tornati a casa, il 52enne avrebbe colpito la donna con calci sul corpo, schiaffi al volto e spinte fino a farla cadere a terra, e una volta sul pavimento la donna è stata ancora percossa con calci che le impedivano di rimettersi in piedi. L'uomo avrebbe anche stretto intorno al collo una cintura nel tentativo di soffocarla, per poi desistere e continuare a prenderla a calci. Occasioni in cui sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine, che hanno provveduto a fermare l'uomo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.